Ci risiamo nuovamente in diretta dal Palaponini di Cinquefrondi. Continuiamo ad avere alcuni problemini tecnici e ci scusiamo. 8-13 il punteggio, cambio per la Jolly, esce Luciano Mille ed entra Fabio Remo. Al servizio per Aci Castello il numero 7 Fasanaro. Pallone che carambola sulla rete e finisce nel campo della Jolly. 14° punto, ace per Fasanaro. Ancora Fasanaro al servizio, stavolta il pallone è lungo, prima troppo corto e colpo di fortuna con pallone che è rimbalzato sulla rete. Adesso pallone troppo lungo. 9° punto per la Jolly, adesso al servizio con il suo centrale Peppe Orlando. Ricezione ottima della Cicastello. Marco Pugliatti a tenere questa schiacciata. Francesco Pugliatti a schiacciare per la Jolly. Non una buona difesa del numero 17 Saglin Bene. 10° punto per la Jolly di mister Tomasello. Dicevo a Gabriele che c'è un inedito trio musicale che è Balsamo, Battiato, Ruggeri. Peppe Orlando, pallone teso. Non un'ottima ricezione della formazione avversaria, tocco del muro, Peppe Orlando a tenere il pallone ma finisce fuori nell'altro campo. Si è aggiunto Ruggeri perché già Balsamo, Battiato li abbiamo già incontrati nelle stagioni scorse quando abbiamo militato, sì. Se ricordi. Sono un po' basso io. Di altezza o di microfono? Di microfono. Balsamo al servizio, riceve Fabio Remo. Pugliatti dall'altra parte per Dionisio Di Pasquale a scavalcare il muro avversario. Buona la costruzione dell'Aci Castello, l'autocopertura del muro, Pugliatti a rimandare di là, costruzione Aci Castello, ancora il muro della Jolly a colpire il pallone, mani out ottenuto dalla formazione siciliana che va avanti di 6 punti, 10-16. Al servizio ancora l'alzatore Balsamo. Anche Balsamo l'abbiamo incontrato nelle stagioni precedenti. Qua non si trova molto bene Pugliatti con Diana. Tocco del muro, copre Simone Puntorieri. All'indietro Marco Pugliatti per suo fratello. La copertura a fondo campo molto buona della Cicastello. E poi un ottimo punto ottenuto anche grazie al colpo sulla rete che manda in controtempo i giocatori della Jolly. Avanti nuovamente di 7 punti l'Aci Castello dopo un piccolo recupero da parte della Jolly che era tornato a -4. Balsamo al servizio, sta creando parecchi problemi alla Jolly. La combinazione rapida a 7 di Stefano Diana, 22enne fatti ieri. Sì, Stefano Diana, centrale della Jolly. Ottima la combinazione con il suo alzatore Marco Pugliatti. 11-17. Proprio Marco Pugliatti ad andare al servizio. Il servizio è molto teso. Ricevuto Balsamo, bellissima questa alzata all'indietro, al muro vincente della Jolly Cinquefrondi. Un monster block. 12-17, ma che alzata all'indietro che aveva fatto Balsamo. Ancora Marco Pugliatti al servizio. Riceve il Ruggero. libero. Muro della Jolly. Vai che buona. Copertura di Dionisio Di Pasquale. Remo poi con un pallonetto può costruire questa infatti ha toccato terra e viene ravvisata dall'arbitro, dal secondo arbitro se non mi sbaglio.
ed è 18° punto per la formazione ospite. Servizio Aci Castello, fallo della Jolly di Marco Pugliatti. 12-19, chiede spiegazione Tomasello. Bricocco al servizio. Pallone molto teso su Puntorieri che tiene bene, Pugliatti all'indietro per Dionisio Di Pasquale che ottiene un il money fuori out per Dionisio, papà di una bimba di quasi un anno, tra poco farà un anno. 13-19 il punteggio, si chiude il cambio per la Jolly, rientra Luciano Mille al posto di Fabio Remo. Dionisio Di Pasquale al servizio per la Jolly. Servizio che finisce out. C'è un saluto speciale, Gabriele, un saluto per Romina. Ciao Romina. Sta seguendo, dicevano, quindi forza Romina. Ti saluta Alessandro. 13-20 il punteggio al Palapolini. Servizio di Vitale, riceve Puntorieri. Stefano Diana, ancora Squillo di campane o suono di campane per l'Avignonese, si dice così l'abitante di Avignone? Penso proprio di sì. Probabilmente. 14-20. Ed è proprio Stefano Diana ad andare al servizio. Pallone che viene ricevuto non in La maniera regia ottima. mi fa notare che ho detto una bimba, invece è un bimbo che è appena entrato in braccio alla mamma. 15-20, dietro di 5 la Jolly che adesso è al servizio con Stefano Diana. Stavolta il servizio è out. Già un po' di errori per la Jolly al servizio. Sagli bene al servizio per Aci Castello. Su Dionisio Di Pasquale, alzata ad una mano e rimanda di là in qualche modo Francesco Pugliatti. Free ball. Francesco Pugliatti chiamato in causa. L'alzata in bugger del libero Ruggeri. Costruzione Jolly con il centrale per in campo. A segno. C'è anche l'urlo dell'Orlando Furioso, oltre al squillo di campane. 16-21, Jolly che gioca molto spesso sul centrale. Adesso Peppe Orlando, poco fa Stefano Diana. Francesco Pugliatti al servizio. Riceve bene e poi in pallonetto questo primo tempo. È Arezzo mi pare. Sì. No, Fasanaro che beffa la Jolly e ottiene il 22° punto. Al servizio pronto Arezzo. Al salto. Riceve bene Dionisio Di Pasquale, Pugliatti dall'altra parte. Bene anche Luciano Mille. Tocca il muro avversario, che sfrutta le falangi del muro di Aci Castello. 17-22. Pronto Luciano Mille al servizio. Pallone forte ma out. Altro errore al servizio per la Jolly.
17-23. Comunque doppio libero per la Jolly. Santa Croce per la difesa, puntorieri per la ricezione. Cambio al servizio per Aci Castello. Entra il numero 11 Bonsignore. Ed è uscito il numero 7 Pasanaro. e si ferma sul nastro. Bonsignore che è entrato apposta per servizio. Sbaglia la battuta e regala il 18° punto alla Jolly, che adesso effettua un cambio al muro. Cambio di alzatori. È uscito Marco Pugliatti ed è entrato Domenico Laurendi. Peppe Orlando al servizio. Salutiamo ovviamente i genitori che ci seguono sempre. E la zia. Un po' in difficoltà qua l'Aci Castello. Muro! Della Jolly con Laurendi, Diana e Di Pasquale. Monster Block questo, 19-23. Un po' in difficoltà l'Aci Castello con la ricezione. Si è complicato la vita e ha subito questo muro a 3. Entra il secondo libero, Gabriele, numero 10. Tu hai la formazione. Chiesa. Abbiamo incontrato pure lui nelle stagioni precedenti. Sì. Peppe Orlando al servizio. Buona la ricezione. In bagger costretto. Niente può fare. 1000. Il ball, vediamo. Laurendi dall'altra parte. Dionisio per Di Dionisio Pasquale. Una diagonale lunga. Si tuffa il numero 13 Arezzo. Palla destinata all'angolino. 20-23. Chiama timeout la formazione ospite, allenata da coach Ruggeri. Intanto Albano Orlando, il papà di Peppe, ci manda i saluti per Romina da parte E noi di li giriamo Albano subito con Albano e Mirella. con un grande bacio da Annalisa. Romina, la tifosa più agguerrita della Jolly. Sì. Palla Bonini che comincia a riempirsi con il passare dei minuti. Certo non c'è tutto quel pubblico di 2 stagioni fa, ma comunque già un bel po' di seggiolini sono occupati. Sì, 3/4 di palazzetto, Gabriele, sono pochi posti liberi da quello che vedo. Più di 3/4. Peppe Orlando al servizio dopo il time out. Riceve il Sul libero libero. Chiesa. Out! La schiacciata del numero 17, Sagli bene. 21-23. La Jolly a -2. Giacomo Tomasello che chiama il pubblico del Palabonini per continuare a sostenere la squadra. Ancora Peppe Orlando al servizio. Molto teso, tenuta bene Primo il gioco tempo. e messo a segno questo primo tempo dell'Aci Castello. Sì, un duetto Balsamo Battiato. Ci sta. Ci sta. Ci sta, ragazzi, con tutti sì. E come la chiamiamo questa nuova canzone, Renato? Rientra Pugliatti, Sì. ci fa notare Si mentre chiude il noi cambio. stavamo. 21-24. E si ferma Errore sul al servizio. nastro il primo dei 2 set point. 3. Erano 3, adesso sono 2. Ah, era 21? Sì. Scusi. Errore quindi al servizio di Balsamo.
tutte e due le squadre in P1 in questo momento. Marco Pugliatti al servizio per la Jolly. Servizio teso. Balsamo verso Sai, bene, mamma mia che schiacciata di rabbia a perforare il muro della Jolly. Marco Pugliatti non può fare niente. 22-25, fine primo set qui al Palamonini di Cinquefrondi. Abbiamo visto una Jolly scarica nella parte iniziale di questo set, ma che quando gli avversari sono entrati in fase calda a partire dal 21esimo punto ha saputo rispondere e ha creato un bel po' di punti. Abbiamo visto una buona risposta dei ragazzi di Mister Tomasello. Quindi 1-0 per la formazione ospite. (22-25) questo primo set. Intanto vi ricordo anche di passare dai nostri canali social Instagram e Facebook Edicola di Pinuccio, così da non perdervi nessun post, nessun aggiornamento. Metti quello. Intanto le squadre che stanno giocando quest'oggi: Guppe Volley Catania contro Aquila Bronte a Sant'Agata Libattiati, a Fiumefreddo la Costa Dolce Papiro Catania contro la Tonna Callipo Calabria Vibo Valencia.